dello Stade Gérard di Lione ad opera della corazzata Olympique, candidata numero 1 per la conquista della massima competizione continentale. Ma la gara in terra francese ha restituito una formazione veronese che ha lottato con cuore, testa e carattere al cospetto dei mostri sacri del calcio femminile mondiale. Potrebbe apparire esagerato l'elogio di una compagine ampiamente sconfitta, ma il Bardolino Verona, applaudito dai 3.000 francesi del Gerland, ha disputato senza timori reverenziali una gara a viso aperto, passando per primo in vantaggio al secondo minuto di gioco grazie al capolavoro balistico di Valentina Boni, che dal limite dell'area ha piazzato un sinistro all'incrocio dei pali. Proprio le giocatrici giallo-blu più attaccate dai critici dopo la partitaccia del Bentegodi hanno offerto una prestazione superlativa. Carla Brunozzi tra i pali è stata protagonista di almeno 4 interventi determinanti. Giorgia Motta in difesa ha francobollato le avversarie di turno e l'estro di Valentina Boni, un gol fatto e 2 sfiorati, ha strappato applausi agli esigenti francesi. Il pareggio delle transalpine arriva al 38esimo dei piedi della brasiliana Katia, la più pericolosa tra le 22 in campo. La numero 9 del Lyon, per rubar palla, sfrutta una scivolata di schiavi sul terreno reso viscido dalla pioggia e trafigge l'incolpevole Brunozzi. In apertura di ripresa, Patrizia Panico ruba palla a Dusang e si presenta davanti alla Pons, ma il recupero prodigioso della Gomez Simone salva l'Olympique. Gol fallito, gol subito ed infatti poco dopo Franco incorna in rete il gol del vantaggio francese. Valentina Boni crea scompiglio nell'area di rigore avversaria, ma la sua conclusione è alta. Non sbaglia dall'altra parte Nessib, che dai 25 metri sigla un autentico Eurogol. Gabbiadini, in miglioramento della sua condizione, tenta senza fortuna un diagonale, mentre Katia centra la traversa riprendendo la sfera respinta da Brunozzi sulla precedente conclusione della neoentrata Bretigny. Proprio quest'ultima, nell'ultimo minuto di recupero, firma il gol del definitivo 4-1, ribattendo la sfera in rete dopo l'ennesima parata di Brunozzi. Fuori dalla Champions, ma comunque tra le 8 grandi del vecchio continente, il Bardolino Verona si deve subito rituffare nel campionato. C'è uno scudetto da difendere e riconquistare per continuare ad essere grandi in Italia e tentare una nuova scalata all'Europa. Ma senza dubbio è stata una bellissima partita, sono stati 60 minuti di grande gioco sia da una parte che dall'altra. Direi che in questo tratto di partita forse l'unica squadra che ha da recriminare siamo stati noi. C'era un rigore netto, abbiamo creato occasioni, anche loro fra l'altro, ma conosciamo la loro forza. Sono felice di questa squadra, oggi mi è piaciuta. Peccato per il finale che ha compromesso la bella prestazione. Io penso che noi siamo usciti da questa Champions rafforzate, non indebolite, perché comunque venire qui e fare questo tipo di gara a viso aperto e comunque non subire mai il gioco avversario, se non comunque a sprazzi. È stata una partita in cui delle volte tenevamo più palla noi, andavamo davanti alla porta, delle volte la tenevano più loro, quindi penso che comunque il Bardolino debba essere soddisfatto e, ripeto, siamo usciti rafforzati. Questo Olympique Lyonnaise è la candidata numero 1 per la conquista della Champions. Sicuramente è una squadra che gioca bene a calcio, è una squadra forte anche fisicamente e delle squadre che ho incontrato in Champions quella che mi ha impressionato di più, come gioco, come fisico e tutto proprio. E adesso a cominciare da sabato in casa col Chiesielli, se c'è da riconquistare questo scudetto, se si vuole ritornare su questi palcoscenici. Sicuramente lo scudetto è l'obiettivo principale, adesso che purtroppo la Champions è finita e è ovvio che noi lottiamo per vincerlo come facciamo sempre.